Eccolo Simone Materazzo in tutta la sua grinta, in testa la sua squadra, l'USD Fossò in spogliatoio a guidare la festa per la vittoria contro Legnaro. Era lo scorso anno, Simone di lì a poco avrebbe lasciato il suo amato pallone per dedicarsi agli studi e al lavoro. Aveva trovato da pochi mesi un'occupazione a Chioggia come riparatore di motori navali e proprio da lì ieri pomeriggio era partito per fare ritorno a casa. Viveva in questa villetta a Sant'Anna di Piove di Sacco con mamma, papà, le sorelle gemelle e la nonna. Un incidente tragico sul quale la polizia sta cercando di fare luce. Il giovane, che avrebbe compiuto 20 anni domenica, stava viaggiando verso casa quando all'altezza di via Stazione non è riuscito ad evitare l'impatto con un gruppo di turiste che stava attraversando sulle strisce. Una ragazza di 21 anni travolta dal mezzo si trova ora ricoverata in gravi condizioni all'Angelo di Mestre. Ieri pomeriggio la mia famiglia è stata colpita da una tragedia, siamo distrutti. È iniziato il periodo più triste della mia vita, scrive Papà Pietro in un post sulla sua pagina Facebook. Era un grande fan del figlio, il papà, ricorda Don Giorgio, parroco a Sant'Anna, lo seguiva, scattava le foto della squadra in campo. Veniva su ai campi delle sorelline in braccio al papà, ho in mente queste scene, no? Perché era quasi una mascotte, piccolo ancora. E, ecco, lo voglio ricordare come pieno di vita e amante della vita. È un ragazzo solare, amante della vita, amato e coccolato dalla sua famiglia. Questo è evidente, con uno sguardo sempre tra il sornione e l'allegro che faceva capire che aveva una voglia grande di vivere. Attorno alla famiglia si è stretta oggi un'intera comunità. Simone era Simone, dice il presidente dell'USB Fossò, Davide Cavallin, suo allenatore per diverso tempo. Quando arrivò da noi mi disse: mister, ora che sono arrivato vinciamo tutte le partite. Così invece lo ricorda l'ultimo allenatore, Matteo Cagnin. Lo voglio ricordare con tutta la sua grinta e determinazione che dava in campo, che non è banale al giorno d'oggi. Simone, dovunque tu sia, rimarrai sempre nel mio cuore. La polizia locale sta facendo degli accertamenti, non si esclude, potrebbero essere disposti degli esami per capire se il giovane sia stato colto da un malore mentre era alla guida. Intanto il mezzo è stato posto sotto sequestro.